Silvestri Legnami con il titolare Franco Silvestri. Quali sono le caratteristiche del prodotto housing ecologico e sostenibile fatto in legno da Silvestri? Naturalmente il legno, la struttura in legno, la velocità nel costruire, la pulizia anche del cantiere e anche un fattore molto molto importante, minor rischi, perché più prefabbricazione abbiamo, minor rischi di infortuni abbiamo sul cantiere, e la specializzazione, perché abbiamo bisogno di personale specializzato che ti dà garanzia anche del lavoro finito. Scegliete Silvestri Legnami perché? Ma per l'esperienza soprattutto. www.silvestrifranco.it. Quando si parla di legno e di falegnameria si parla anche di Crosina Mario EC, un'azienda trentina che tra l'altro da più generazioni cura la lavorazione del legno con Paolo Crosina. Io vorrei capire quali sono i fattori di successo della Crosina. Noi lavoriamo esclusivamente a legno trentino certificato PFC e ci stiamo specializzando sull'arredo per l'esterno, completamento di abitazioni e anche per parchi e giardini pubblici naturalmente. E abbiamo deciso di differenziarci un po' dagli altri, appunto per provare a trovare una nuova strada e riavvivare un po' il mercato, perché effettivamente è un po' duro. Crosina Mario EC è la novità. Crosina, l'arredo nel verde, abbiamo l'arredo verde. www.crosina.it. Nel Trentino da 3 generazioni c'è l'azienda Dolomite Bulk con Andrea De Cristina, che è la terza generazione. Dolomite Bulk è un'azienda artigianale, perciò noi seguiamo tanto il cliente, la progettazione, arriviamo a fare il lavoro finito. Quindi direi il legno al centro e anche il cliente. Io penso che tra tanta improvvisazione forse il mercato esige appunto delle nicchie dove c'è gente qualificata, e su queste nicchie noi cerchiamo di entrare e proporci, insomma. Noi siamo specializzati sulle finiture esterne, sulle scale interne, però ecco, seguendo particolarmente il cliente nelle sue esigenze, insomma. Dolomitenbalk.it. Alpen Legnami con Marco Bancari, che è il titolare dell'azienda. L'Alpen Legnami nasce nei primi anni 70 come commercio in grosso legnami, si sviluppa poi più recentemente come produzione nel lamellare Bilama in larice. Siamo specializzati nell'arice. Cosa l'Alpen Legnami riesce a dare? Principalmente il servizio, misure, spessori, lunghezze, qualità che richiede il cliente. Noi siamo piccoli, quindi cerchiamo di adattarci il più possibile all'andamento del mercato. Si chiama DuBlock ed è un brevetto che presenta l'azienda Bertagnoli all'interno di questo quadro espositivo con Federico Bertagnoli. DuBlock è un sistema costruttivo in legno. La novità è l'assenza di colle e di ferramenta. DuBlock sostanzialmente è una parete di legno composta da tavole verticali di spessore variabile che può variare dai 4 ai 5 ai 6 cm. Queste tavole sono fresate a coda di rondine, sono attraversate perpendicolarmente da dei travetti, anch'essi fresati. All'interno di questi travetti, di queste nervature, c'è commissionato l'isolante, la fibra di legno. www.bertagnolilegnami.it.
Ecco, stacchiamo un po' dall'argomento legno, siamo sempre all'interno di questo stand enorme che rappresenta il Trentino. Incontriamo un'azienda che invece del legno ha come core business l'acciaio inox, che è la Incofil, con il signor Massignan. Quali sono i vostri prodotti più rappresentativi? Ma diciamo, noi qua ci siamo presentati a questa fiera con l'acciaio inox inteso come fune, montanti e rete. Le applicazioni sono molteplici, vanno dall'uso diciamo, domestico in casa per parapetti a uso di protezione civile, come si può vedere qui, in alberghi o ambienti pubblici. La caratteristica essenziale dell'acciaio inox è che è un prodotto che non bisogna poi più manutentare nel tempo, in quanto non risente delle aggressioni degli agenti atmosferici. Abbiamo il nostro sito che è il www.incofil.com. Franco Paterno, titolare della XLAM Dolomiti. Per quanto riguarda XLAM, noi ci auguriamo che abbia tutto questo successo che ha acclamato. Da un punto di vista pratico sono tavole incollate a strati incrociati, le quali appunto hanno la funzione di costituire un grande pannello, il quale viene poi ritagliato con i fori per le porte e le finestre e diventa un elemento monolite per quanto riguarda la composizione di una parete di una casa. La nostra produzione in sostanza è fatta nella misura massime di 3,50 metri x 13,50. Per quanto riguarda gli spessori partiamo dal 51 mm di spessore, arriviamo fino a 2,97, facendo vari strati. Partiamo quindi dai 3 strati e arriviamo fino a 9 strati. Scegliete XLAM Dolomiti perché? Perché naturalmente siamo un'azienda italiana, dobbiamo crescere e vediamo di investire in Italia, creare posti di lavoro in questo paese che ne ha tanto bisogno, quindi investiamo in Italia e spendiamo in Italia e non andiamo a portare risorse all'estero. Yeah. www.xlandolomiti.it. Le case in legno con Andrea Zanchetta dice che una casa non va fatta in cemento ma va fatta in legno perché? Ma per svariati motivi, innanzitutto per la qualità dell'abitare, un migliore comfort abitativo, quindi spazi più salubri, una velocità di realizzazione dell'edificio, quindi tempi molto più rapidi, sia nella fase di progettazione e produzione degli elementi sia poi nella fase di cantiere. Altri motivi, un prezzo certo dal preventivo iniziale alla realizzazione, un maggiore risparmio nel tempo anche che va considerato perché ha un risparmio energetico e di risorse. Il dal suo canto mette in campo un'esperienza sessantennale di utilizzo del legno, quindi sicuramente questo è un valore aggiunto che va al di là del costo dell'edificio e della struttura. Una casa in legno, le case in legno è per sempre? Sicuramente. Il sito è www.illecaseinlegno.it. Legnocase.com, che è il sito che la rappresenta, con Cristian Bonomini. Abbiamo fatto insieme all'Università di Trento delle prove sismiche su strutture a grandezza naturale, a 3 piani, sia nel laboratorio di Pavia 2 anni fa che ripetute l'anno scorso a Lisbona su piattaforma vibrante che riproducevano un terremoto al 9 grado della scala Richter, e abbiamo provato e testato le nostre costruzioni. Il risultato è stato ottimo, è stato ottimo. Caratteristiche di successo delle case in legno di Legnocase? Che sono case antisismiche.
E con questa kermesse legno ed edilizia si conclude questa puntata di Fiere e Dintorni. Abbiamo scoperto quelle che sono le innovazioni di processo e di prodotto, che in questo caso è il legno, prodotto estremamente naturale, che ci conducono a scegliere un edificio in legno, comunque a utilizzare il legno per una maggiore efficienza, per una maggiore efficacia che faccia stare meglio il nostro corpo in una vita quotidiana. E con questa che è l'immagine della kermesse concludiamo. Sono stati 13.000 metri quadri occupati, davvero tantissime le presenze, oltre 10 paesi impegnati in questo percorso che ci ha fornito grandissimi suggerimenti. Ringraziamo la PMT SpA, organizzatrice della manifestazione. Da Fiere Verona è tutto, vi diciamo soltanto: viviate meglio, viviate in modo ecosostenibile con tanto legno dell'edilizia, perché così risparmierete e soprattutto amplificherete il vostro mondo al cubo.